La grotta di Spinigoli è un antro carsico che si trova nel Supramonte di Dorgali, in provincia di Nuoro, in Sardegna. La grotta cela al suo interno una colonna stalagmitica alta circa 38 metri, misurata con un longimetro laser che collega la volta con il pavimento della grotta stessa. La notevole sala presenta una profondità di 35 metri e un diametro di circa 80 metri. La base, dove insiste il percorso visitabile, è occupata da numerosi massi da crollo, originatisi dai normali processi di evoluzione della Terra. Altra particolarità di questa grotta è il cosiddetto Abisso delle Vergini, un inghiottitoio profondo circa 60 metri che collega la grotta di Spinigoli alla grotta di San Giovanni su Anzu. Il nome Abisso delle Vergini deriva dal fatto che, secondo una leggenda, esso fu un luogo nel quale un tempo si compivano sacrifici umani ad opera dell'antica popolazione fenicia. Sul fondo dell'inghiottitoio, infatti, sono stati ritrovati svariati monili ed ossa umane.
La grotta di Spinigoli fu attrezzata ed aperta al pubblico nel 1974, mentre è attualmente interdetto al pubblico l'accesso al complesso carsico di San Giovanni su Anzu. Gli spinigoli. Il nome è già una descrizione, la spina della gola, quell'enorme colonna fossile le cui concrezioni a lamelle rassomigliano ad un morbido panneggio, un'immensa maestosa stalattite al centro di un antro circolare, fra pareti che sembrano scolpite da un artista insuperabile. Appena dentro la grotta, lo sguardo è attratto inesorabilmente dal monolite, che sembra calare dalla volta per andare a piantarsi nel pavimento. Quasi 40 metri, la più lunga stalattite d'Europa ed una fra le più grandi al mondo.